Non c'è più nessuno, sono spariti i clienti degli uffici, sono spariti le persone che lavoravano, le scuole, gli studenti, non ci sono più e adesso la ripresa è lenta, andiamo avanti, bisogna continuare ad andare avanti, restare aperti, non chiudere. A Mestre, come altrove, sono ancora parecchi i bar e ristoranti che faticano a risollevarsi. Per alcuni la situazione è addirittura drammatica. Secondo la FIPE Metropolitana di Venezia, la Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, nei primi 2 mesi di riapertura post-lockdown il fatturato è calato del 40% e nella sola città metropolitana di Venezia sono a rischio oltre 20.000 posti di lavoro. Ma il coronavirus a Mestre è arrivato in una situazione già critica. Quando hanno liberalizzato le licenze, hanno aperto bar a ogni angolo di ogni palazzo, società aprivano bar e dopo piano piano si spengono. Ce ne sono troppi. Troppi cioè, una volta quando si comprava un bar, quando abbiamo comprato questo bar qui, il proprietario è venuto in banco, ci ha presentato la clientela, era una cosa importante anche per mia madre, adesso non valiamo niente. Da via Antonio da Mestre ci avviciniamo a piazza Ferretto. In via della Torre la conferma di una situazione ancora difficile. Se ancora il settore bar riesce a fatturare intorno al 50% di ciò che era consueto nel pari periodo degli anni precedenti, per la ristorazione siamo a un 30%. Un tavolo di una banca X che generalmente prenotava ogni giorno per 8 persone, intanto a causa dello smart working vede metà di quegli 8 a casa alternati e quindi sono già 4 di 8. E di quei 4, 2 non si fidano e preferiscono portarsi magari un panino da casa, uno di questi 4 per questioni economiche preferisce fare attenzione e quindi magari risparmia e l'unico che rimarrebbe cerca di convincere i 3 che sono in sede con lui riuscendoci un giorno su 2 e quindi ti viene un giorno su 2. Basta però fare qualche passo perché lo scenario cambi radicalmente. In una situazione di crisi, piazza Ferretto rappresenta una mosca bianca. Direi che piazza Ferretto funziona, vedo che si riversano in tanti qua, forse perché abbiamo plateatici ben più grandini, comodi, o forse perché la piazza è grande dal senso di spazio, ma fortunatamente stiamo lavorando, pensavamo veramente peggio. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, per esempio, se dovesse fare un raffronto? Noi personalmente siamo andati in positivo. Addirittura più gente dell'anno scorso. Del 2019 sì, nei mesi di giugno e luglio.